La trattativa del Cagliari per Rajan Nainggolan sembra quasi definitivamente conclusa. Il ninja non si è allenato alla Pinetina con i compagni ed il suo agente Alessandro Beltrami starebbe definendo gli ultimi dettagli con il presidente Giulini e l'Inter. L'affare dovrebbe chiudersi a breve e Nainggolan potrebbe raggiungere immediatamente Cagliari per le visite mediche. Il futuro del centrocampista sembra quindi collegato al club rossoblù, almeno per la stagione 2019-2020. In seguito il giocatore tornerà all'Inter, squadra con cui è contrattualmente legato fino al 2022. In Spagna ormai ne sono certi. Gareth Bale, in esubero nel Real Madrid, starebbe per accasarsi con i cinesi dello Jiangsu Suning. Il gallese, secondo quanto riporta il sito online di Marca, sarebbe stato strappato ad un ritorno nel Tottenham e a un'altra squadra del campionato cinese, lo Shanghai Shenhua, che gli avrebbe addirittura offerto un contratto da 25 milioni all'anno. Bale, con l'accordo che lo porterebbe allo Jiangsu Suning, guadagnerà invece qualcosa in meno, circa 22 milioni. Uno dei nomi più gettonati di questo mercato è sicuramente quello di James Rodriguez. L'attaccante è un obiettivo di Napoli e Atletico Madrid, ma il Real Madrid, proprietario del cartellino del calciatore, non si smuove dalla propria posizione. Cessione a titolo definitivo sulla base di 42 milioni di euro. Il calciatore, intanto, tornato dalle vacanze dopo la Coppa America, si è unito al resto del gruppo Blancos. Ad annunciarlo è stata direttamente la società spagnola attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. 6 settori del terzo anello dello Stadio San Siro di Milano rimarranno chiusi durante tutto il prossimo campionato di calcio, per un totale di 2.350 posti in meno. La decisione è stata presa dopo che una commissione tecnica ha rilevato che in quei punti si avvertono delle vibrazioni, che potrebbero potenzialmente spaventare i tifosi. I tecnici comunali, nel corso di un sopralluogo al Meazza, hanno spiegato che non c'è alcun problema di sicurezza e che questi movimenti sono normali, ma il comune sta comunque studiando una soluzione per attutire il problema delle vibrazioni. I settori che rimarranno chiusi al pubblico saranno i 349, 351 e 352 del terzo anello verde e i 307, 309 e 310 del terzo anello blu. Il Real Madrid, nelle ultime ore, ha deciso di agire in maniera forte e concreta sul fronte mercato in entrata, con Paul Pogba in cima alla lista dei desideri di Zinedine Zidane, che avrebbe convinto Florentino Perez ad offrire al Manchester United la cifra record di 150 milioni di sterline, ovvero 166 milioni di euro, per assicurarsi il centrocampista francese. Lo scrive The Sun. Lo United reinvestirebbe il denaro di Pogba prendendo Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio e Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona. Per AS comunque esiste un piano B che contemplerebbe l'arrivo di un attaccante esterno e soprattutto di un altro centrocampista. Tornerebbe dunque nel mirino Christian Eriksen, 27enne danese intenzionato a chiudere la sua avventura col Tottenham.